Una città si è stretta attorno alla famiglia e alla comunità medico-scientifica di cui faceva parte il dottor Giuseppe Basso, una cerimonia funebre officiata dal parroco di Santa Giustina, don Federico Lauretta, assieme a Monsignor Giuseppe Brusegan e a don Dante Carraro, direttore del QAM. Un'omelia incentrata sul fare verso i minimi e la speranza, perché era la speranza, è stato sottolineato, che il dottor Basso sapeva regalare con il suo operato e quel sorriso per tutti. Una persona di un'intelligenza, un'umanità straordinaria, manca a tutti. Ci lascia il dolore che non c'è più, però lascia un gruppo di persone che continuano la sua opera, che continuano a portare la scienza alla cura dei più deboli. Una chiesa riempita nei posti disponibili anche fuori, con la città rappresentata dall'assessore Diego Bonavina, le istituzioni con il prefetto, i numerosi genitori grati al luminare che tante vite ha salvato e ancora i ricordi dei colleghi. Persona di visione, l'uomo ironico, un uomo che sapeva volare alto in ogni occasione, un mentore e un collaboratore, un uomo di scienza ma un uomo di profonda umanità.